Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Come promesso siamo qua, siamo sul palco della Fiera dei Santi a Rivignano. Avevamo promesso di raccontarvi in diretta questo evento che oramai si è consolidato nel tempo e lo vogliamo fare con il sindaco del comune di Rivignano Teor e con questo signore che abbiamo imparato a conoscere perché da queste parti si è creata una pellicola dove sindaco e sacerdote Monsignor Brida sono protagonisti assieme a tanti altri giovani a Villa Otelio. Ma stasera è il caso di parlare della Fiera dei Santi che ritengo sia la fiera della ripartenza, del rilancio, perché ieri sera abbiamo visto migliaia e migliaia di persone lungo la strada. Siamo in via Umberto I e abbiamo interrotto per pochi minuti l'esibizione di una band. Allora sindaco, non poteva andare meglio, possiamo dirlo, anche se la festa va avanti anche domani. Beh certo, complice il bel tempo e la voglia di ritrovarsi, questa è stata l'edizione dei record, davvero decine e decine di migliaia di persone, ma lo si capisce dalle fotografie e dalle immagini, hanno affollato in questi giorni le vie e le piazze del paese e siamo felici perché è una fiera antica, millenaria, la magia si è rinnovata anche quest'anno. Ecco, noi vediamo ancora gente passeggiare lungo la piazza e c'è quella luce in cima al campanile che attrae molto l'attenzione. Il campanile è il simbolo delle varie comunità e in questo caso è particolarmente il simbolo di questa fiera perché sul campanile succedono molte cose. Ieri abbiamo vissuto il ricordo di un evento capitato ad una fiera di 500 anni fa circa e l'abbiamo rivissuto proprio con delle immagini che riguardano il nostro campanile che hanno fatto il giro del mondo e quindi è la versione contemporanea appunto di eventi, di vicende, di aneddoti, di storie che hanno secoli e secoli. Allora io vado a questo signore, Nicola Valentinis, che come vi dicevo prima ho imparato a conoscere e che ha messo su carta qualcosa di importante soprattutto per l'identità di questo comune alla quale Mario Anzil è particolarmente legato, il sindaco di Rivignano Teor. Noi che cosa sentiremo sul palco? Intanto presentiamo i due ragazzi che sono alle nostre spalle. Allora, i due ragazzi che sono alle nostre spalle sono Mirko Mauro, che è il cantante, e Cecco Cristian, che è l'arrangiatore, che hanno collaborato assieme al gruppo Dring Adelaide per Friul Baby Criminals. Sull'onda di questa collaborazione abbiamo cominciato a produrre dei brani per altri spettacoli teatrali e due in particolare per la ricorrenza. Uno che è andato in questi giorni su base a CDC, Hell Bells, e un altro che sentirete stasera in versione ridotta e acustica, quindi con una base armonica ma solo accompagnati a chitarra, che è dedicato alle persone emigranti che tornano a Rivignano per Natale per incontrare la famiglia e per i santi, per questa ricorrenza, per incontrare la comunità, un ricordo di quando da bambini si andava sulle giostre, quindi è un ritorno a casa. E allora direi, se siamo pronti di dare il via, ci possiamo spostare e vediamo di che cosa sono capaci questi due ragazzi che sono risorse del territorio. Mi sve sul sedil di un aereo, un odor di caffè poco lontano. Mi manchi chiamò 4 ore sopì e dopo sarai lì a Rivignano. Finalmente riotli me stradis, i sinchiaccarà il mio furlan. Ai contatti minusli tornadis, il mio cor al fa sempre più fuori. E ai voi che tutti lo seppi, ma non pensi che podi incapì. Se il lavoro le intiere straniere, rivignanti sa me il paradiso. Io i fioti il sorelle a mattine, la solusta al flunstele brilla, la me chiase così pizzinine,
ma è plui biele tal cor di un lontan. E ai voi che tutti lo seppi, ma non pensi che podi capì, se lavor le intiare straniere, rivignanti samel paradis, rivignanti samel paradis, rivignanti samel paradis. E arriva anche l'applauso e le parole hanno il loro peso, e come. Complimenti ancora. Grazie. Quando Grazie. l'hai scritta? Poco dopo il nostro incontro per lo scrigno di Friul Baby Criminals ho visto che, complice anche tu, apprezzavi la musica dedicata al territorio e abbiamo pensato buttiamo giù qualcosa per i santi. Prima è nata l'idea di una cosa funerea, quello degli AC/DC, e poi questa perché abbiamo pensato appunto che molte persone tornano per Natale per la famiglia, come dicevo prima, ma ci sono moltissime persone cresciuti, anche i miei compagni di scuola, che poi sono emigrati, però tornano per i santi perché ci si ricorda di quando si andava sugli aerei banalmente o sugli autoscontri, quindi è pensato per queste persone. Loro hanno scelto di dare un taglio acustico alla cosa, nel senso non accompagnati con tutta la strumentazione, la base musicale, ma solo con la chitarra acustica per un taglio più intimo e di ridurla chiaramente, in modo da, altrimenti durava 4 minuti, quindi di proporla in forma ridotta. Nicola, grazie, ma tanto passeremo la serata assieme in diretta da Rivignano. Io mi sposto perché voglio farvi vedere che la gente continua a affollare le vie di questo paese. 6.000 anime, e devo dire che qui si capisce qual è la coesione fra le associazioni in campo. C'è la Proloco, i ragazzi della casacca gialla, ma ci sono tante altre forze in campo che hanno saputo stringersi idealmente perché l'obiettivo era uno: ripartire con la Fiera dei Santi 29 ottobre, 2 novembre e dare il meglio di se stessi. E il risultato si è visto e come. E il buon Daniele Zatti mi ha fatto un regalo, e io lo giro a voi, che sicuramente ci sono delle persone che erano qui ieri sera e che vogliono un riassunto di quello che è successo in questa magica piazza. Questo riassunto con le immagini di Daniele Zatti, e quindi lo spettacolo e i fuochi d'artificio, è un brano che a me piace tantissimo, che significa vittoria. È la colonna sonora di un film, e quindi con la regia di Simone Caramaschi io sento il tablet che vibra, e quindi vuol dire che ci state già scrivendo. Andiamo con la copertina di questa trasmissione.
Eccoci in diretta, in questi 2 minuti che ci separano dalla pausa pubblicitaria è ripartito il concerto. Giovanni Doretto è il coordinatore dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Dicevamo del volontariato. Buonasera Giovanni. Buonasera. Noi praticamente abbiamo accettato l'invito del signor Sindaco Anzil a dare una sicurezza alla festa dei Santi. È un obiettivo che abbiamo raggiunto. Si è tutto quanto svolto nel migliore dei modi, senza incidenti e con una bellissima assistenza a tutti quelli che hanno partecipato a questa manifestazione. Quanti eravate? Noi eravamo circa una trentina di persone, tutti volontari, che appartengono alle varie parti del paese, quindi del Friuli, e sono tutti molto contenti di questa festa perché è veramente un incontro di tante particolarità, molto bella. Grazie Doretto, e vado da quest'altro signore, un altro soccorritore, un caposquadra del Corpo Nazionale Guardia Fuochi. Voi cosa fate? Allora, noi ci siamo occupati in primo del servizio di soccorso, abbiamo avuto appunto alcune criticità per alcuni interventi, però per il resto tutto bene. Poi ci siamo occupati anche del servizio antincendio con naturalmente l'Associazione Nazionale Carabinieri, che sono degli ottimi partner con cui collaboriamo da anni e ci troviamo benissimo con loro. Allora, qua scrivono complimenti all'amministrazione di Rivignano Teor e al suo sindaco, al Proloco e a tutti coloro che hanno contribuito a questa edizione da Record. Ci scrive Arnaldo da Cividale, che salutiamo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità perché poi ci sono i madonnari che ci aspettano. In diretta, e questo è il gesto maestro, queste sono le castagne, siamo a Rivignano in diretta e vi stiamo raccontando la festa di Ognissanti. Giovanni Cucuzzella è una figura storica di questa festa. Quant'è che partecipa? In questa festa sono quasi 65 anni, ne ho 69, quindi ero un bambino quando venivo qui a Rivignano. La castagna è sempre ricercata, no? La castagna è ricercata, la castagna di qualità è ricercata, perché c'è castagne che non sono di qualità. Io uso solo roba di qualità perché non voglio scontentare il mio pubblico. Da dove arrivano queste castagne? Da Cuneo. E mi spieghi come vengono, quanto ci vuole perché siano pronte per essere mangiate? 7 minuti all'incirca tra bruciarle e cuocerle. E il legno che utilizza cos'è? Legno normalissimo, abete, legno dolce. E questa non è l'unica piazza che lei tocca? No, assolutamente. Dopo Rivignano dove va Giovanni? Dopo Rivignano dovrei andare ad Aiello e poi a Cervignano, se l'amministrazione mi accetta, perché in questo comune io sono ben accettato, perché faccio parte dello spettacolo e devo ringraziare l'amministrazione comunale, il signor Massimo Tonizzo, che è una persona splendida, ha ridato vita a questo paese, e ringrazio anche tutti i friulani come me. Grazie Giovanni, salutiamo, e lui chi è? Questo è mio nipote. Che si chiama? Manolo. Manolo, salutiamo anche Manolo che ha dato vita a queste acrobatiche manovre con le castagne. Grazie Giovanni. Noi andiamo avanti. Salutalo, lo facciamo in diretta con Tonizzo, io la ringrazio, è tanto onore averla conosciuta, è tanto onore collaborare con questa splendida coreografia che lei ci offre tutti gli anni. Grazie Giovanni. E io spero di essere, questo è l'ultimo anno che partecipo come operatore, però come ospite io spero che mi accettiate ancora, perché io non posso mancare. Allora, noi andiamo avanti Giovanni, perché ecco il tempo, arrivederci, e noi andiamo da questa parte
perché c'è un'altra curiosità a Rivignano. Camminando da queste parti, Massimo, cosa troviamo? Troviamo del fuoco. Allora, esatto, troviamo lungo il percorso della nostra passeggiata sulle vie, abbiamo dei bracieri che noi utilizziamo per scaldare le persone, quindi questo fuoco che viene alimentato poi tra l'altro dagli ospiti e che serve appunto per creare aggregazione, quindi la gente circonda questi bracieri, alimenta in modo autonomo il fuoco e quindi poi la gente si mette lì a chiacchierare e passa ore e ore. E invece qui adesso vediamo un'altra nostra ospite che ormai è quasi 16 anni che tutti gli anni viene qui a Rivignano, noi la chiamiamo la Madonnara, ma questo insomma anche il suo nome si fa chiamare così. Vedete che splendide creazioni che tutti gli anni lei costruisce, crea, disegna sull'asfalto della nostra piazza. È quasi un peccato, le macchine nei prossimi giorni schiveranno questa pittura perché è peccato rovinare un'opera d'arte del genere. Allora io vado a leggere benedisse il beneandante calpasse, quindi io vado da questa Madonnara che con i suoi polpastrelli, buonasera. Buonasera, salve, buonasera a tutti. Allora, intanto vediamo un volto che ovviamente porta bene ed è riconoscibile, che è la nostra Madonna, e poi c'è un'aquila che è piuttosto presente da queste parti. Sì, quest'aquila è veramente molto sentita, quest'aquila è qualcosa di importante e lo è diventato soprattutto anche per me nel corso di questi anni, perché sono davvero tanti anni che partecipo a questa edizione meravigliosa di questa fiera incredibile e io sono veramente grata non solo alla Madonna ma anche a quest'aquila. Senta, quanto dura? Quanto riesce a rimanere su strada quest'opera? Un paio di piogge, non di più, ma è questo il bello, l'arte effimera la vediamo in questo momento e poi scompare. Poi scompare. Senta, lei è una veterana a Rivignano? Sì, io vengo qui da tantissimi anni, sono stata adottata praticamente subito, grazie al comune, grazie a Massimo e grazie anche e soprattutto alle persone che popolano Rivignano. Mi hanno voluto bene da subito, io non ho mai smesso di venire. Arriva da Verona? Io vengo da Verona, sì, mi faccio questa piccola distanza, però molto volentieri per essere qui tutti questi giorni, che è bellissimo, davvero, davvero molto. Lei prima mi diceva qui è tutto bello. Sì, perché lo è davvero. Qua puoi passare una giornata incredibile. In ogni angolo c'è qualcosa di diverso da fare, da vedere, da conoscere e anch'io ogni anno mi innamoro sempre di più di questo posto. Dopo Rivignano dove andrà? Dopo Rivignano vado a fare un piccolo blitz a Roma. In che zona? E ancora non sono esattamente sicura, comunque verso il centro. Grazie. Grazie mille a voi, grazie mille a tutta Rivignano. Grazie a lei per quello che fa. Noi adesso andiamo avanti perché ci sono molte cose da raccontare. Io continuo a leggere i messaggi. Complimenti a tutto il comune di Rivignano. Questa è la vera festa del Friuli. Bellissima fiera, ce lo scrive Mauro da Mortegliano. E poi ancora, vediamo se riesco, perché comprendete che non sono in studio e quindi devo fare qualche acrobazia. Eccole qua. Complimenti, bella la fiera dei Santi di Rivignano, saluti a lei, grazie, Sandro da Pignano di Ragogna e a tutto lo staff dello Scrigno. E adesso chiedo alla regia di Simone Caramaschi una cortesia, ci spostiamo veramente per un attimo e andiamo a Tarcento e il nostro Simone ha preparato una copertina su una casa di Halloween che è veramente speciale con le immagini del nostro Paolo Bassi, quindi parlano le immagini e la musica per voi.
siamo spostati, siamo arrivati al chiosco dei motori dello Stella. Motori dello Stella che sono che cosa, Luca Paron? Allora, noi organizziamo ovviamente eventi di quello che riguarda auto storiche e moto storiche. Ovviamente anche un po' anche quelle che sono le auto moderne, sportive, tutto quello che riguarda i motori. Organizziamo degli eventi ovviamente nel corso dell'anno. Quest'anno per noi c'è stato un po' un cambiamento nel direttivo e quindi stiamo riorganizzando tutto il club e ovviamente vogliamo lavorare nel migliore dei modi. E chi sono quei tre là in fondo? I signori qua in fondo sono quelli che hanno cucinato tutti questi 5 giorni, 4 giorni e anche domani, e hanno dato da mangiare ovviamente un po' a tutti, da bere, da mangiare, e hanno creato ovviamente un gruppo che è il nostro direttivo e tutto lo staff dei motori dello Stella. Dobbiamo dire che ci sono anche delle signore, le vediamo là in fondo. Certo, allora ovviamente anche loro fanno parte del nostro club, ci hanno dato una grandissima mano ovviamente in questi giorni, e perché c'è stata tantissima gente, siamo veramente felici di tutto dell'evento e avevamo bisogno ovviamente di avere gente di sostanza che sappia fare anche questo lavoro che per noi ovviamente è un momento ovviamente inventato, no? Come mettere da bere e servire ai clienti. Grazie a Luca Paron, io intanto saluto, ci scrive Biele le nostre fiere dai Sans, Sonia da Flambruzzo, siamo veramente a 2 passi da qui, io vado da questi signori, vediamo, buonasera, siamo in diretta, voi da dove arrivate? Rivignano? Cosa stiamo degustando? Il vino qua della casa loro. E poi castagne che abbiamo preso là. E infatti volevo andare dalla signorina che credo sia in rapporti con lei. E lei chi è? Io? No, la signorina. La signorina è la mia fidanzata. Insomma. E mostriamo le castagne, sono già finite. No, sono già finite, c'è poca roba qua. Ormai. Come? Sono rimaste poche, sono fondi, sì. L'abbiamo conosciuto pochi istanti fa il Castagnaro che ha dimostrato il suo affetto nei confronti della comunità di Rivignano. Io direi che possiamo andare in pubblicità e poi ci ritroviamo con la terza parte in uno stand dove si parla di ferrovie e di trenini. Eccoci in diretta nuovamente e questo è un altro stand della Fiera dei Santi dell'Associazione Friulana Vapore Vivo. Andiamo da questo signore che si chiama? Buonasera, Andrea Comuzzi, consigliere comunale. Allora Comuzzi, qui vedo qualcosa di straordinario, che cos'è quella locomotiva? Ma davvero straordinario, questa è una locomotiva in costruzione, riproduzione di vere locomotive, qui alle mie spalle invece ne abbiamo una già completa e funzionante, riproduzioni appunto fatte da appassionati dell'Associazione Friulana Vapore Vivo, alle mie spalle abbiamo un rappresentante, Marco Bressan, consigliere, e che appunto si occupano di promuovere la cultura ferroviaria e anche far divertire poi sia i giovani e i meno giovani, riproducendo fedelmente in scala non solo l'estetica ma anche il funzionamento di tutte le locomotive storiche, non solo delle Ferrovie dello Stato, in questo caso quelle esposte, ma anche di altre compagnie ferroviarie. Marco Bressan, se le chiedessi che cos'è la locomotiva Ferrovie dello Stato U39 della ferrovia, addirittura pensate Trieste-Parenzo, qua andiamo indietro nel tempo. Sì, allora andiamo indietro nel tempo perché questa è una locomotiva, l'originale non è più esistente perché dopo, in seguito a un incidente ferroviario, è stata demolita sul posto. Quindi queste locomotive qua, che non sono modellini, come diceva Andrea giustamente, ma sono delle vere locomotive, dico io, lillipuziane, ovvero funzionano a carbone e acqua, sono in miniatura ma funzionano, a differenza di altre di altri hobby che riproducono in scala dei mezzi come gli aerei o le macchine. Queste locomotive invece sono esattamente funzionanti, trasportano anche la gente, quindi possiamo parlare dei veri mezzi di locomozione lillipuziani, e sono anche una testimonianza storica di mezzi che non ci sono più. Calcolate che tanti dei soci dell'associazione sono anche ferrovieri.
tra cui uno dei realizzatori di questa locomotiva, Roberto Vassilic, è uno dei pochi ferrovieri in Italia abilitati all'uso delle vaporiere, delle locomotive storiche, oltre che ad essere un conduttore di linea. Senta Bressan, e poi ci salutiamo, la domanda più ricorrente qual è? Ma la domanda più ricorrente è se è una vera locomotiva e se funziona, oppure come funziona. In realtà noi spieghiamo che è una vera locomotiva. Quello che stiamo realizzando qui a Rivignano sarà un unicum in Italia, perché sarà, ecco, io non sono ferroviere, però io progetto parchi tematici. Il mio apporto all'associazione è quello di valorizzare il circuito, e in effetti questo diventerà una sorta, se vogliamo, di parco tematico immerso nel verde, dedicato alle locomotive. Abbiamo anche tante idee per poterlo rendere nel futuro, speriamo, un'attrazione turistica, come è successo per un circuito in Svizzera, lo Swiss Vapor Park di Le Bouveret, che partendo come una collaborazione tra un'associazione di ferromodellisti di vapore vivo e un comune, in questo caso appunto Le Bouveret, che si affaccia su un lago svizzero, ne è nata un'attrazione che oggi possiamo definire parco tematico, visitato da milioni di visitatori, ed è una delle attrazioni più importanti della Svizzera. Magari nel nostro piccolo riusciremo a farla diventare un fiore all'occhiello della comunità di Rivignano. Grazie Bressan, grazie al consigliere comunale Comuzzi. Noi andiamo avanti e ci avviciniamo a qualcosa di meraviglioso, perché lì sono custodite le reliquie di un certo San Giovanni Paolo II, a cui patrono di Rivignano, e appunto c'è stata anche una visita importante di un cardinale, il cardinale Bagnasco, che ha avuto un ruolo importantissimo in Vaticano, ma sappiamo bene che Monsignor Brida ha un rapporto particolare anche con un altro porporato del Vaticano, e vedo Brida là in fondo che ci aspetta, perché c'è un buonissimo motivo per parlare nuovamente con lui. Dicevo di un'altra presenza cardinalizia, che è il cardinale Comastri, che ha fatto visita più volte a Rivignano. Però prima di andare da Monsignor Brida, io direi di mandare un contributo che abbiamo realizzato qualche giorno fa a Ronchis nell'ambito della festa del Bisonte, e anche lì, come a Rivignano, le associazioni si sono strette vicine e il risultato è stato dei migliori. Andiamo col servizio di Ronchis. Tiriamo la linea sull'edizione 2022 della festa del Bisonte della Polenta a Ronchis. Allora, io comincio con la presidente della Pro Ronchis. Buonasera. Non poteva andare meglio, buonasera. Anzi, dopo 2 anni non ci aspettavamo un risultato così importante, ed è stata una festa esplosiva dal primo giorno fino ad oggi. Abbiamo finito le riserve del Bisonte in anticipo, perché c'è stato veramente un'affluenza, un esubero di persone, con molta soddisfazione, siamo contenti, ecco. Quanti sono i sodalizi rappresentati? Abbiamo qui intorno anche una ventina di persone che hanno raccolto questa giornata. Lei si chiama, signora? Emilia Mor, sono la presidente della sezione Avis di Ronchis, e il nostro scopo è evidente, insomma, facciamo propaganda per la donazione del sangue, siamo 2 associazioni in paese, noi e la FDS, abbiamo un rapporto di collaborazione, molte cose le facciamo assieme perché lo scopo è comunque uguale per tutti, insomma. Siamo una piccola sezione, facciamo del nostro meglio per... Sì, il problema è quello del cambio generazionale, come un po' per diverse associazioni. Comunque siamo qua sperando, insomma, di fare nuovi associati. Lo slancio verso il dono degli organi è in aumento. Esatto, sì. Io faccio parte dell'AIDO, sezione provinciale di Udine, sono presidente, e ringrazio qui l'amministrazione e la Proloco di Ronchis per averci ospitato. Un punto informativo che rientra nella giornata nazionale dell'AIDO, in
previsione il prossimo anno del 50° nostro di fondazione. Un primo bilancio è sicuramente positivo. Come segretario posso anche soffermarmi sulla presenza di tutte le associazioni, anche delle commissioni comunali. Io faccio parte anche della commissione Insieme Anziani che si è presentata con il programma delle iniziative. Da ricordare che prossimamente come comunità ospiteremo la festa mandamentale degli agricoltori, poi ci sarà il patrono Sant'Andrea e a dicembre ci sarà la presentazione del calendario Runculin per il 2023. Riccardo Bellè, presidente dell'associazione Insieme ai Bambini di Ronchis, un'associazione ormai radicata da diversi anni, 15 anni ormai nel territorio. Diciamo che oggi siamo riusciti a riproporre alcuni dei laboratori, alcune delle attività che noi proponiamo durante appunto il nostro progetto fondante, il nostro progetto chiave che è la scuola integrata, e abbiamo ricevuto dei feedback, non direi a dir poco positivi, anche dei bambini, quindi positivo. Podrà Luigi, presidente di essere Ronchis, il mio motto è di invogliare i giovani ad andare a donare, visto oggi un bel po' di gioventù nostra e che vada avanti così. Qual è il vostro impegno sul territorio? Allora, la scuola dell'infanzia vanta quasi 100 anni di attività ed è stata recentemente ampliata e ristrutturata nel 2011 e quest'anno, un mese fa, abbiamo inaugurato anche la sezione nido e così abbiamo ascoltato quelle che sono le esigenze delle famiglie, ovviamente sempre in collaborazione con l'amministrazione comunale che c'è sempre vicina. E in questo momento abbiamo oltre 50 iscritti ed è una scuola paritaria e poi la cosa importante in questa scuola è quella appunto del volontariato delle famiglie, infatti anch'io sono una volontaria, sono vicepresidente ma comunque volontaria e questo è sicuramente il valore aggiunto di una scuola come la nostra. Per noi quest'anno è il 10° anno di attività e anche il 10° anno in cui abbiamo aperto un laboratorio DJ all'interno di una scuola di musica che ci sembrava la cosa più ovvia da fare. Ed è una bella soddisfazione perché portiamo i ragazzi e gli allievi qui in paese, nei vari locali, per incentivare le varie iniziative durante tutto l'anno accademico ed è molto divertente e formativo. Vice sindaco di Ronchis, che cosa vuol dire aver portato in piazza così tante associazioni? Non è stato semplice, non è semplice, però questo momento davvero per noi è una grandissima festa, siamo estremamente entusiasti di tutto questo e di essere riusciti a portare proprio tutte le associazioni qua in questa festa. Quindi un grazie veramente grandissimo alla Proloco e a tutte le associazioni. Il nostro progetto di gemellaggio è nato poco prima del Covid e con questo progetto abbiamo vinto ben 3 premi AICRE. Ci teniamo tantissimo perché è proprio nato spontaneamente e infatti siamo qua oggi, rappresento anche il comitato di gemellaggio perché l'obiettivo è di coinvolgere sempre più cittadini, sempre più ragazzi e bambini in questo progetto che valorizza le differenze tra le culture anziché vederle come un limite. Grazie Assessore. Sono Laila Palamin, sono la Presidente dell'Associazione Accademia Balletto che quest'anno festeggerà i 10 anni di attività. La nostra sede appunto è qui a Ronchis e in questi 10 anni il nostro desiderio è quello, e negli anni futuri ovviamente, è quello di continuare a trasmettere ai ragazzi, ai bambini la passione per la danza. Io voglio chiudere con Suor Margherita. Saluto tutti i miei bambini, io vi voglio tanto bene, vi auguro domani ci vediamo. Eccola qui, è sempre la via principale di Rivignano, alle mie spalle ci sono le varie associazioni che somministrano ogni ben di Dio e a proposito di ben di Dio vorrei andare da Monsignor Brida, non prima di avervi dato un aggiornamento perché è stata percepita nettamente una scossa di terremoto, la segnalazione arriva dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e di fatto la magnitudo è di 3.2 alle 21:17 che è stata registrata nella zona di Torreano di Cividale. Siccome ci sono arrivate delle segnalazioni, adesso proprio dal tablet arriva la conferma di questa scossa di terremoto che speriamo non abbia ha creato spavento, ma niente di più. Monsignor Brida, ciao. Benvenuto Daniele, benvenuto a Telefriuli, un saluto a tutti. Senti,
Senti, noi ci siamo visti non tanto tempo fa, perché per fortuna da queste parti si viene anche molto volentieri, perché c'è sempre qualcosa da raccontare. Questi sono dei fiori tipici del periodo, perché oggi si è celebrata una festa che per noi cristiani potremmo definirla al pari di Natale. Sì, è una festa molto importante perché ci fa capire che non siamo soli nel cammino della vita. Abbiamo questi santi che sono amici di Dio, sono testimoni, ma sono stati dei nostri prima, e quindi è molto bello, è una festa della luce, come vedete anche con questo Duomo così maestoso, luminoso, e soprattutto in questi giorni, nonostante insomma la festa goliardica di popolo che c'è stato tanto popolo anche qua. È da tanti anni che manteniamo durante la festa dei Santi il portone aperto, quasi a dire ecco, siamo qui, o meglio il Signore è qui che vi accoglie per un momento di pausa, per una sosta, per un momento di ristoro spirituale, no? Dopo certamente c'è anche l'altro ristoro in tutti gli stands che per fortuna mi pare hanno funzionato bene, e anche qui è anche un modo proprio per, guardando a Gesù, per ringraziare di tutte le persone, tutti i volontari, tutti i giovani che si sono impegnati a far stare bene le migliaia di persone che sono venute in questi giorni. Allora, con Monsignor Paolo Brida ci vediamo subito dopo la pubblicità, perché vorrei ripartire da qualcosa che è esclusivo, è grande, e rimanete pure comodi lì perché ci avviciniamo a qualcosa di bianco, molto bianco. Quarta parte dello scrigno, ve lo ricordo, siamo in diretta e grazie che ci avete mandato anche dei messaggi, nonostante insomma la tradizione voglia che li leggiamo sempre nei nostri studi di Via Nazionale 120 a Tavagnacco. Oggi in via eccezionale siamo a Rivignano, perché questa è una comunità che merita di essere elevata, e questo, ne parlavamo nella pausa pubblicitaria, è un po' l'altare dei santi. Quel signore sulla parete in alto a destra è padre San Luigi Scrosoppi. Monsignor Brida, e quel ragazzo? Quello lì, quello in basso, è un giovane morto a 16 anni di una leucemia fulminante, il beato Carlo Acutis. Perché beato? Beato perché pur nella sua giovane età, pur essendo il giovane dei mezzi anche dei giovani, no? di internet, che li utilizzava benissimo, era un fervente cristiano cattolico pur nella sua giovinezza, e ha contagiato tante persone, e questa sua santità giovane ha aiutato, ha portato tanta carità a tanti amici. Ecco. Poi c'è la Madonna del Rosario che spicca su di noi e la vediamo proprio lì al centro. È la regina di tutti i santi e quindi deve stare al centro, no? La Madonna. E poi, ecco qui invece abbiamo il nostro santo patrono del comune di Rivignano Teor, santo recente. Come patrono nel 2014 è stato canonizzato, e nel 2014 si sono fusi i due comuni di Rivignano Teor, e su proposta che mi ha chiesto il sindaco, ecco, ho proposto San Giovanni Paolo II, di cui abbiamo una reliquia preziosissima, come l'abbiamo portata anche in trasmissione, ecco, proprio allo Scrigno qualche anno fa, regalataci dal cardinale Comastri, che è un amico di questa comunità perché l'ha anche visitata. Ecco, e siccome noi non ci facciamo mancare niente, c'è anche una reliquia di un'altra grande, anche se era piccolina. Piccolina ma con un cuore grandissimo, Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa, ecco. Aveva un carattere coriaceo. Sì, guarda, un episodio quando ha preso il premio Nobel, sai, l'avevano sconsigliata di portare dei segni perché era un ambiente piuttosto laico, no? A Oslo, anche sì, non proprio cattolico, e allora le avevano sconsigliato di portare la corona del rosario che lei aveva. Lei non ha detto niente, si è presentata a ritirare il Nobel con la corona più grande che aveva. Quindi se ne è fregata altamente. Sì, ma i santi sono così, se no manca la coerenza, no? Quindi...
Io saluto anche questa famiglia perché sono anche loro utenti di questa chiesa, anche se sono di dove? Di Paradiso? Paradiso. Ma pensa, nel giorno dei santi salutiamo, non è niente casuale. Io non posso dimenticare che Rivignano è qui la parrocchia più grossa, ma la collaborazione pastorale comprende 8 parrocchie, se riesco a nominarle: Rivignano, Teor, Driolassa, Campomolle, Aris, Flambruzzo, Pocenia, Torsa, e Torsa ha le 2 frazioni, Roveredo di Torsa e Paradiso, e poi Flambruzzo anche Sivigliano, quindi insomma... Non ti annoi? No, anzi, però è una gioia grande. Siamo in grazia di Dio. Allora, noi adesso stacchiamo un attimo, salutiamo, volete fare ciao? Facciamo ciao ragazzi. Questi sono i nostri, ci mancherebbe altro, sappiamo che ogni tanto guardano Telefriuli. E io direi di andare in Val Canale, Canal del Ferro, perché Virna Di Lenardo chissà dove è andata a curiosare. Prego dalla regia. Buonasera Daniele, grazie per la linea, buonasera a tutti i nostri cari telespettatori. Oggi mi trovo qui a Dogna, nel comune di Dogna, assieme a Simone Peruzzi, che è anche il sindaco del comune di Dogna, ma non l'ho scelto per questo, no. Simone, noi siamo qua, come sai questa è la rubrica condotta da me su tutta la Val Canale Canal del Ferro per raccontare il nostro territorio e far scoprire ai telespettatori un po' di curiosità sulle nostre vallate. Quindi io lancio subito la parola a te, ti avevo chiesto di scegliere un oggetto per raccontare Dogna e hai portato una cosa immensa e particolarissima, raccontaci. Buonasera a tutti e grazie Virna per questa opportunità. Io tengo tra le mie mani 2 impronte, risalgono a molti anni fa, 300 milioni di anni fa, e sono le impronte del Bobosauro. Dogna è conosciuta come la Valle del Fitosauro e con questo ritrovamento in seguito ad una alluvione nel 1996 ha fatto emergere nel gretto del fiume del torrente Dogna queste impronte delle tracce di vita ed è diventato un po' il simbolo del nostro territorio. Accanto a queste tracce, altra scoperta entusiasmante anche per il mondo della scienza è stato appunto anche il ritrovamento dei nidi fossili che questi bobosauri hanno ricavato in un ambiente totalmente diverso a quello che viviamo tutt'oggi. Parliamo di un ambiente marino e praticamente questo geosito unico al mondo è stato riprodotto ed è custodito ora qui nel paese per valorizzare questa realtà ormai lontana da noi ma molto concreta e reale. Chi l'avrebbe mai detto che a Dogna avremmo trovato degli elementi così preistorici e lontani nel tempo ma particolarissimi. Simone, tieni fra le tue mani l'originale? No, questo è un calco, l'originale è possibile osservare all'interno del museo del territorio. Ma il nostro cameraman Cristian Madotto ce lo sta sicuramente facendo vedere attraverso le riprese. Certamente, e l'originale è stata estrapolato dalla roccia con la stessa tecnica che viene usata per rimuovere gli affreschi all'interno degli edifici. Quindi è stata adottata una tecnica del tutto particolare e ora è possibile osservare, preservare all'interno di una struttura a lui dedicata. Simone, mi raccontavi poco fa che avete anche fatto un importante investimento per realizzare un prodotto legato alla realtà aumentata, giusto? Sì, esatto. Per dare concretezza a questi ritrovamenti e dare un senso dall'impronta, quindi al passaggio di questi dinosauri per arrivare ai nidi che sono stati ricostruiti attraverso le stampanti tridimensionali al vero qui in paese, per dare completezza a tutto l'intervento sfruttando le nuove tecnologie abbiamo creato in realtà aumentata questi grossi coccodrilloni, ovvero gli etosauri, e questi camminano proprio con l'utilizzo di tablet sopra il giostito ricostruito. È uno strumento fondamentale soprattutto anche per gli usi didattici, penso alle scuole primarie, dove l'approccio alla storia dei bambini è appena attraverso la paleontologia, e quale territorio migliore se non quello di Dogna per valorizzare questi aspetti. Simone, grazie davvero per aver raccontato Dogna e per averla soprattutto raccontata dal nuovo punto di vista. Quindi ringraziamo Dogna per l'ospitalità, ma ringraziamo anche Daniele Paroni che ci ospita all'interno dello Scrigno, ringraziamo Cristian Madotto per le riprese
e naturalmente tutti i telespettatori che ci stanno guardando da casa. Noi ci vediamo la prossima settimana e Simone, chi lo sa, magari una delle prossime puntate. Certamente, siamo qua. Grazie, ciao! Ciao! Eccoci qua, allora siamo ancora in diretta, ve lo ricordo, se vi foste messi in contatto col numero 11, il canale 2 volte numero 1, ovvero sia Telefriuli, e c'è questa signora che arriva da? Palmanova. È un abitué di questi luoghi? Devo dire la verità che diciamo così che per me è una bellissima scoperta. Non conoscevo questa iniziativa che ho scoperto essere molto antica e mi ha fatto molto piacere perché effettivamente rappresenta, diciamo, una bella tradizione e che, devo dire la verità, insomma, mi piacerebbe che ce ne fossero altrettante, se non altro magari non così antiche, ma che potessero essere in qualche maniera anche, diciamo così, adattate nel nostro territorio, magari anche nel mio mi piacerebbe tantissimo. Fa riferimento a Palmanova? Io sono di Palmanova, sì, assolutamente, che è una bellissima cittadina, anch'essa molto antica. Secondo me dal punto di vista, diciamo così, turistico ancora poco, diciamo così, frequentata e che sicuramente avrebbe bisogno di essere sempre di più messa in luce. Senta, che cosa ha degustato stasera? Allora, sicuramente, diciamo così, del buonissimo, diciamo, salame con l'aceto, che è tipicamente friulano, del buon vino rosso che raramente bevo ma che oggi, insomma, in qualche maniera con il merlotto ho voluto in qualche maniera assaggiare, e mi sono gustata sinceramente tutta questa bellissima atmosfera. Cosa fa nella vita? Sono psicologa. Quindi Ahimè. Bisogna ascoltare le persone. Ahimè in questo periodo, perché è un periodo molto tosto e molto duro. Sicuramente siamo in prima linea, in una linea, diciamo così, di trincea, in ascolto delle persone che in questo momento stanno soffrendo parecchie problematiche. Grazie. Di nulla. Noi ci fermiamo, andiamo in pubblicità, la chiudiamo qui questa quarta parte, fra poco torniamo qua con la quinta. Eccoci con voi, allora io saluto Loris Bazzo che è il prosindaco di Rivignano Teor, scusami, Emanuele Bazzo, mi confondevo con un altro Bazzo, ti chiedo scusa, di fatto queste sono tutte anime importanti di questa piazza, Emanuele? Sì, assolutamente sì, queste sono le nostre associazioni che ormai sono la storia di questa fiera dei Santi di Rivignano, ce ne sono anche altre che in questo momento stanno lavorando nei propri chioschi e non finiremo mai di ringraziare queste associazioni perché sono il valore aggiunto di questa festa, che fanno la comunità e fanno grande appunto questa manifestazione. E li presenti? Allora, il grandissimo alpino Fabio Petracco, segretario del gruppo ANA di Rivignano Teor. Fabio, allora intanto questa è una prova generale perché il prossimo anno succede qualcosa di importante e noi ci saremo. Sì, ma non è minimamente paragonabile a quello che intendi tu. Sono due situazioni totalmente diverse. Com'è andata? Qua quest'anno benissimo, abbiamo finito tutto. Non riusciamo ad aprire domani, per cui direi meglio al di sopra di tutte le migliori aspettative. Quindi cosa è andato veramente forte? O cosa è andato via subito? Gli alpini, quello che c'è da noi, tutto, non c'è stata una preferenza particolare, abbiamo finito praticamente tutto contemporaneamente. Senti, quindi siete soddisfatti e contenti? Sì, di come è andata la manifestazione anche nel suo complesso, dell'afflusso e di... Grazie. Grazie a voi. Allora io vado da... Qui le associazioni sportive sono particolarmente rappresentate. Manuele, lui chi è? Alessandro Comuzzi, Olimpia Basket. Che è proprio qua. Sì, esatto. Questo è il nostro chiosco, Olimpia Chiosco, soprannominato. Molto bene, quest'anno siamo molto soddisfatti, c'è stata tanta affluenza e quindi benissimo. Senti, abbiamo finito tutto anche qui o no?
Abbastanza, diciamo, sì, perché poi oggi abbiamo ricaricato un po', quindi siamo... Qual è la pietanza regina? I nostri piatti sono tutti piatti stile americano, facciamo hamburger, frico burger, montasio burger, diciamo così. Ma un panino al volo si riesce a vedere? O... No, vedere non lo so, dovremmo chiedere alla cucina. Prova a chiedere alla cucina, facciamo una cosa acrobatica, io intanto vado dagli altri, vediamo se riesco a agganciare questo signore. Grazie. Buonasera. Buonasera. E tu chi sei? Io sarei il presidente della Stella Volley di Rivignano, pallavolo. Senti, questa è l'occasione anche per fare cassa per l'associazione, no? Beh, indubbiamente, e tra l'altro ci ha anche favorito il tempo e abbiamo visto anche tantissima gente che ha aderito a questa manifestazione, così siamo riusciti a risanare un po' tutto quello che abbiamo perso purtroppo con il periodo Covid. Quanti sono i volontari e da una parte i ragazzi che sono iscritti nella vostra associazione? Allora, noi abbiamo circa 90 ragazze iscritte nelle varie squadre, partendo dalle più piccole che hanno dai 6 anni in su, anzi anche 5 anni in su, poi abbiamo un under 16, abbiamo un under 18, abbiamo una serie C a livello regionale e in più abbiamo una collaborazione in essere con il CDA Talmassons. E io mi sposto e vado da quest'altro signore che lei ha la faccia da sportivo. Sì, sono l'Unardel del Calcio Teor. Calcio, come va quest'anno? Siamo in promozione e adesso non stiamo vivendo un momento proprio benissimo. Passa. Sì. E lui chi è? Lui è mio nipote, è un calciatore del Teor, dei piccoli amici. Piccoli amici che hanno quanti anni? 10. Senti, ma oltre a tifare per il Teor, per chi tifi? Per il... Juve, Milan, Udinese? Milan. Avevi la faccia da milanista, non so perché, ma... E che ruolo ricopri in squadra? Attaccatore. Perfetto. Com'è andata quest'anno? No, benissimo, è stata veramente una festa superlativa. Dopo 3-4 anni, insomma, fra pioggia e Covid, quest'anno abbiamo sicuramente recuperato tutto quello perso. La pietanza regina qual era? Noi il panino con la salsiccia è la nostra specialità. Grandissimo classico. Classico di Rivignano proprio. Voi siete proprio qua in zona? Noi siamo qui, ecco qua, alla nostra sinistra. Che è questo chiosco proprio vicino al comune? Vicino al comune, bravissimo. Senti, ecco, chi è quell'uomo che ha appoggiato sul... Lui è il tuttofare della Polisportiva Teor, veramente fa il cuoco, il custode, insomma tutti i ruoli ricopre. Allora, vediamo se io vado un attimo anche abbastanza, non dico a caso, ma quest'uomo, lui era Papa e noi abbiamo fatto delle foto assieme, bellissime, Real Sella. Io vi garantisco che... Ma dove sono? Qui abbiamo il gruppo giovani, no? Sono quelli, la nuova generazione, quelli che ci danno il cambio praticamente, no? E quindi con loro abbiamo deciso di fare come ogni anno che noi facciamo, no, ad Halloween, anzi grande festa del Friuli, un qualcosa, una rievocazione, e quest'anno è morta la regina e quindi abbiamo detto facciamo la Royal Family. La Royal Family, e tu rappresentavi quella signora che ci ha lasciato da poco. No, era il Fabio Linzi che aveva il suo taglierino, quello violetto, e io dovevo fare l'arcivescovo di Canterbury, ma il vestito non l'ho trovato, quindi mi sono vestito da Papa. Senti, ma spiegami che cos'è Sella. Sella è un incantevole? È un incantevole, è la più piccola frazione di Rivignano, ha 22 abitanti e vi dirò che è una cosa bellissima tra la piazzetta, questo palazzo bellissimo, la fontana, è una cosa incredibile e noi appunto 12 anni fa abbiamo creato questo nuovo amatori calcio Real Sella, perché comunque ne valeva la pena. Senti, Real Sella, ma voglio dire, ieri eravate in 20 solo in quel gruppo più o meno? E anche di più, eravamo in 27, 28, perché comunque i ragazzi bisogna tirarli su, no? Cioè è il nostro futuro, questo è. Sa fare il leader quest'uomo. Sì. Ma avete un chiosco? Sì, certo, abbiamo un chiosco che forse anche in sottofondo si sente un po' la confusione. Sì, c'è questa musica così, direi, molto composta. E che cosa si mangia e che cosa si beve di buono? Allora, quest'anno,
arrosticini, abbiamo puntato sugli arrosticini, un piatto abruzzese, però abbiamo deciso un po' per stuzzicare sugli arrosticini che sono andati molto e poi da bere ovvio, ma anche un po' di panini da mangiare, da bere, abbiamo la solita birra e anche un po' di cocktail, ormai puntiamo nei giovani, siamo i giovani e vogliamo chiamare e far festa. Sono forti, ma scusami, tu abiti a Sella? No, io abito a Rivignano. E questo marchio così principesco? Questo richiama lo storico marchio del casato di Sella, no? Mentre la croce uguale, mentre i colori azzurri con il pallone sono quelli, diciamo, che aveva il Rivignano una volta. Io vado da questo signore che invece rappresenta? Questo signore rappresenta la banda dello Stella di Rivignano. Voi il chiosco ce l'avete un po' più in là? Noi il chiosco ce l'abbiamo un po' più in là, sì. Dove fate quell'ottimo salame con la cipolla? Esattamente, quell'ottimo salame con l'aceto e cipolla, guancialetti, fricco, solite robe friulane. Che cosa significa far parte della banda? Far parte della banda è un grande impegno, un grande impegno. Nascete quando? Noi siamo nati nell'89. Siete anche abbastanza giovani? Sì, no, c'era già la banda prima, che è partita nel 60, poi si sono divise in due bande, adesso noi dall'89 abbiamo fondato la banda musicale dello Stella. Senti, ho visto dei piatti tipicamente friulani, ma il cuoco, la cuoca chi è? Il cuoco è un componente della banda. Si chiama? Andrea Facchina. Andrea Facchina, grazie. Arrivederci. Allora, Bazzo, presentamela tu, vieni un attimo. Beh, lei è Vanessa Vello, il vice sindaco del comune di Rivignano Teor. Buonasera. Buonasera vice sindaco. Allora, se dovessimo tirare la linea su questa festa? Direi che è un conto consuntivo assolutamente positivo. Il numero dei visitatori di quest'anno davvero sfiora le centinaia di migliaia di persone. 5 giorni, tra l'altro anche il meteo ci ha assistito e non potevamo che ripartire davvero in modo migliore di così. Ecco, mi verrebbe da chiederti, ma perché c'è questo grande risultato? Qui abbiamo visto associazioni che sono arrivate sciolte, felici, il buon Bazzo le ha chiamate a raccolta e in 5 minuti sono arrivate. Assolutamente sì, forse il nostro segreto, il segreto di questa fiera è proprio quello, la collaborazione naturale, spontanea fra amministrazione comunale e associazioni. È il nostro punto di forza sicuramente, ma lo si vede, voglio dire, no? Voi avete fatto una carrellata delle associazioni, dei chioschi, è stata chiesta una prova di forza non indifferente quest'anno alle associazioni, però hanno dato veramente una risposta con il cuore oltre l'ostacolo. Bravi, bisogna veramente fare i complimenti e ringraziare le centinaia di volontari che sono impegnati in questa edizione della Fiera dei Santi, non soltanto naturalmente nelle associazioni, nei chioschi, ma anche chi ha garantito poi la sicurezza in tutti i settori. Bravi, da quelli che hanno aiutato la Proloco nell'organizzazione a quelli che hanno poi naturalmente aiutato le associazioni nell'accoglienza, tutti davvero dal primo all'ultimo bravi e veramente grazie di cuore a tutti. Grazie vice sindaco Vanessa Vello, e vedete questo è un segno che noi cerchiamo di dire sempre la verità. Qua si sono chiusi i battenti perché evidentemente hanno finito le provviste. Anche questa è Rivignano e qui vedete l'operatività degli amici che abitano su questo territorio. Rivignano Teor, schiacci il bottone e arrivano. Guardate cosa c'è qua in questa sorta di scrigno, di questo cofanetto. È un regalo per te Paroni e per tutto lo staff di Telefriuli. Spiegami com'è fatto. Allora, questo è un pane stile americano con sesamo, salsiccia, melanzane, peperoni, maionese, lattuga e il nostro Luagnes Lakers Burger, quindi si ricorda i Lakers che è una squadra di basket, visto che noi siamo amanti della pallacanestro e specie la pallacanestro americana, Lakers. Tutti i nostri panini hanno nome con una squadra americana per essere più facile da riconoscere. Senti, a proposito di basket, e questa è una delle mie musiche preferite, questi sono gli amici del Real Sella che secondo me intratteranno i residenti e non di Rivignano. Mi viene voglia di ballare ma non posso, balla il pro sindaco, io non posso.
Dicevamo, ma il fenomeno Gesteco quanto aiuta le nuove generazioni a avvicinarsi a quelle che sono le società di provincia? Beh, sicuramente avere 2 ottime squadre in regione, anzi 3 perché calcoliamo anche Trieste, insomma in Serie 1, c'è sicuramente un forte impatto per la pallacanestro friulana, sicuramente è un bel derby anche vissuto eccetera, quindi secondo me è molto importante che ci siano queste grosse società che si presentano al pubblico per migliorare la pallacanestro friulana. Allora, grazie. Vorrei andare un attimo da questa signora. Signora, cosa sta mangiando? Siamo in diretta, mi racconti. Mangio le mandorle della fiera dei morti di Rivignano, che è bellissima. Ma lei da dove arriva? Ciao Brizze! Dalla Tisana. E vengo sempre a questa fiera perché è piacevole, è proprio sempre ricca e sempre merita. Ma prima delle mandorle cosa ha mangiato? Le seppie col vin rosso laggiù, non so che posto era. Però erano buone. Buone. Questo è l'importante. Chiudiamo questa parte, la penultima. Ciao, grazie. Quella è la musica degli amici di Real Sella. Andiamo in pubblicità e torniamo qua tra poco. Eccoci qui, allora la sesta e ultima parte. Sindaco, siamo proprio davanti al municipio. Sì, questo nella piazza principale del paese è il municipio, un luogo simbolico, e in questa fiera è stato il centro del comando e del controllo di tutte le della manifestazione, di tutti i dettagli organizzativi della manifestazione, che ha visto una partecipazione corale di tutta la nostra comunità da mesi. Abbiamo sentito adesso i presidenti delle associazioni, ma tantissimi volontari, i negozianti, i ristoratori, davvero tutto il paese ha contribuito a organizzare questa fiera, che è un grande volano per lo sviluppo economico del territorio, ma nel contempo è anche un'offerta turistica per le persone che visitano la nostra regione, perché possono vedere qualcosa di tipico, divertente e bello, e allora questo sia ad esempio anche per una possibile riscossa, rinascita del Friuli, puntare sulle nostre tradizioni, sulle fiere, sugli eventi culturali, sulle manifestazioni sportive, possono essere davvero un'opportunità economica interessante. Domani è un altro giorno. Domani è il 2 novembre, è il giorno dei morti, la fiera continua, anzi è domani che si avrà anche il Festival Mondiale della Canzone Funebre, particolare Tenzone Canora, la cui notizia ha già fatto il giro dell'Italia e non solo. Si svolge da che ora? Dalle 20:30 nel palco centrale, 6 musicisti, 6 cantautori che propongono dei brani inediti, si sfideranno in questa Tenzone che insomma merita, ecco, l'ultima visita domani per il mercato tradizionale del 2 novembre durante il giorno e la sera per assistere a questo evento culturale, perché qua i cantautori producono brani inediti, cioè compongono musica e parole, quindi un evento culturale di livello, ma anche un'occasione per divertirsi sdrammatizzando sulla morte, che è la filosofia millenaria di questa fiera. Grazie Sindaco, grazie per la consueta ospitalità. Noi adesso vedete che questo è lo stand dell'Olimpia, quindi si spinano le ultime birre e vedete che ci sono anche i ragazzi della Proloco che tanto hanno dato e daranno a questo paese. Noi ci spostiamo da questa parte dove, Tonizzo, sul lato destro che cosa troviamo? Adesso sul lato destro troviamo un po' la novità di quest'anno che ha caratterizzato un po' questa Fiera dei Santi. Forse anche è stata un po' contestata a volte, no? come scelta, forse è stata vista anche come una scelta un po' forte, però dobbiamo pensare che la Fiera dei Santi è un grosso contenitore dove al suo interno dobbiamo ogni anno sforzarci di inserire delle novità, delle cose particolari che in qualche modo devono far suscitare interesse a chi viene a Rivignano, perché se è vero che è facile portare una festa a questi livelli, la cosa è difficile mantenerla a questi livelli, quindi dobbiamo cercare sempre nello scenario che abbiamo a disposizione cosa portare, e quest'anno quello che vedrete adesso è un po' una cosa particolare.
assolutamente seria, non abbiamo voluto fare carnevalate, non abbiamo voluto assolutamente prendere in giro niente e nessuno, abbiamo semplicemente avuto un contatto di questi ragazzi che poi sono persone anche molto serie che sono partiti così con un'idea di promuovere dal punto di vista commerciale la vendita dei bar, e poi in realtà hanno capito che la gente non gli interessava l'articolo per acquistare le bare, ma come una forma così di visitare un luogo dove c'erano queste bare e tutto il suo contesto. La carrozza che state vedendo in questo momento, ad esempio, è la carrozza che l'ultimo trasporto che ha fatto, al suo interno c'era Moira Orfei, e quindi quando mi hanno detto c'è anche la possibilità di avere questo oggetto, è un oggetto del 1800, quindi un oggetto, come lo vedete, molto molto particolare, assolutamente ho detto voglio avere a Piazza Rivignano questo oggetto. E allora questo che sta inquadrando il nostro Bassi appunto è questo antico carro funebre che ha trasportato la salma di Moira Orfei, e invece qui in questo luogo ci sono stati in questi 3 giorni migliaia di accessi, e lo ricordiamo, siamo molto rispettosi di quello che è l'argomento lutto, ci mancherebbe altro, però evidentemente è una situazione che affascina. Sì, guarda, sono rimasto veramente anch'io sbalordito, veramente migliaia e migliaia di persone sono entrate in questo locale a vedere in realtà quello che state vedendo. Poi c'era la possibilità, insomma, di farsi questo selfie, quindi questa è stata un po' la promozione di questo posto, e quindi c'era la possibilità di adagiarsi all'interno di una bara aperta e la gente si faceva fotografare, però col sorriso sulle labbra tutto sommato, quindi una cosa simpatica, una cosa tranquilla, ho visto una cosa interessante, che le famiglie hanno portato anche i bambini, quindi spesso capitava nella storia che i bambini venivano tenuti lontani, no, da questi oggetti, da questa situazione. Invece qui in questi giorni ho visto le famiglie entrare, i genitori spiegavano ai bambini cos'erano gli oggetti con estrema tranquillità, semplicità, ma nello stesso tempo hanno dato modo la possibilità di vedere, insomma, questi oggetti in un modo un po' diverso. Ecco, credo che questo signore con questa sgargiante camicia sia pronto per provare l'ebbrezza, e quindi vediamo dove va. Anzi, sappiamo tutti dove va, e andrà a farsi un selfie, quindi lei senta da dove arriva intanto? Savorniano. Savorniano. Tagliamento. Ecco, che tra l'altro andremo a visitare fra non tanto tempo, dove c'è anche un club, c'è un bel covo di tifosi bianconeri, quindi andremo a seguire a Savorniano. Senta, provi a infilarsi in quel... Vivo a Cent'anni. Lei vive a Cent'anni, le porterà sicuramente bene, e quindi andiamo da questo. Ecco, se venite 2 secondi. Ecco, questa procedura l'abbiamo vista più volte in questi giorni. Standardizzata, l'abbiamo stravista in questi giorni, proprio è stata una fiumana di gente, moltissime le reazioni, ovviamente contrastanti a volte, però devo dire che la gente è piaciuta moltissimo la cosa. Senti, ecco, con tutto lo ha detto prima l'assessore Tonizzo, senza ironizzare su una cosa che è molto seria, ovvero sia la morte, ci mancherebbe altro. Le domande che vi facevano e vi hanno fatto in questi giorni i visitatori? Dipende anche dai giorni. Il primo giorno era una domanda molto generica: cosa c'è qui? Poi in realtà secondo me c'è stato un tantam anche con Facebook eccetera, con i social, e la gente veniva già ben direzionata verso l'esperienza del selfie sulla tomba, della foto, e poi abbiamo piacevolmente scoperto che molti si interessavano ad esempio dei quadri, i libri di Michele, che ha avuto un buon successo, devo dire. Insomma, Ecco, questo cofano tra l'altro presenta un ritratto. Questo ovviamente è sempre la Michele, che nella sua mente diabolica le pensa tutte. Voleva creare una cassa personalizzata con il ritratto eventuale dei defunti. In realtà è un'idea molto antica, se pensiamo ai sarcofagi del Fayul in Egitto, che non è niente di inventato.
con l'aggiunta che abbiamo scritto anche Conosci te stesso, che è in realtà un'iscrizione dei tempi apollini, che poi ripreso anche da Sant'Agostino e da molti filosofi nei secoli. Era un santo che la definiva sorella morte, no? Esatto. Quindi poi chiaramente l'interpretazione di questa frase è stata cambiata nei secoli, eccetera, eccetera. Però ci sembrava bello fare questa, è venuto quasi casualmente, di fronte alla morte, conosci te stesso, prima però. E quindi questo anche un po' rivela anche l'importanza, forse diamo troppa importanza alla morte, è più importante la vita, forse, credo. Grazie. Si può entrare anche domani, perché questo luogo è aperto anche domani. Intanto, come vedete, il signore di Savorgnano sta comodissimo e vedete, vorrei chiudere, come ti chiami? Graziano è proprio a suo agio, vedete come è stravaccato, e quindi prima o poi devi anche uscire da lì, caro, quindi, perché forse passo da questa parte. Dicevi, stai comodo? Cosa fai nella vita? L'autista. Camion. No, perfetto, quindi salutiamo il nostro Graziano. Dov'è Tonizzo? Noi vi salutiamo e vi ringraziamo, salutiamo questo gruppo che abbiamo conosciuto. Guardate che la signora sorride, quella alle tue spalle, è contenta. Ma è contenta perché diciamo che è quella che ha ideato questa cosa. E ha funzionato. Ha funzionato tantissimo e quindi è contenta per questo motivo e quindi ha raggiunto il suo obiettivo. Bene, da Rivignano è veramente tutto, col supporto tecnico del nostro Paolo Bassi chiudiamo questa puntata in esterna dello Scrigno. Vi ricordo che martedì prossimo andremo in onda con una puntata dedicata all'aeromodellismo friulano, preceduto da Spezia e Udinese. La settimana seguente parleremo di un altro luogo simbolo del Friuli, ovvero sia il Tempio di Cargnacco. Avremo il coro Montenero, degli ufficiali ancora in attività e altri in pensione. Grazie di cuore e arrivederci da Rivignano, buona festa di Ognissanti.